Tardo marzo dell'anno 2003. L'isola di Sant'Erasmo, una delle isole nella laguna di Venezia. Poco distante, all'aeroporto di Marco Polo, i primi aerei che vengono e i primi aerei che vanno. Attenzione, prego, il passeggero cambia, è pregato contattare il servizio e il numero di 16 per il parco vediamo. L'acqua non si increspa ancora agli arrivi.
Dividere i buoni dai cattivi è un po' come pescare. Per esempio, giudizio universale, nella chiesa di Santa Maria Assunta sull'isola di Torcello. La più ospitale è l'isola di San Francesco del Deserto. Si viaggia così. Su strade fragili ma trasparenti. A Venezia si arriva anche attraversando un lungo ponte. Chiamato Ponte della Libertà. Collega la terraferma con l'isola.
Venezia ancora dorme. Di nome Luigi Smerghetto. Ogni mattina dall'isola di Sant'Erasmo trasporta la frutta e la verdura a Venezia.
La porta dei fiori della Basilica di San Marco accoglie. Mentre la Chiesa dei Miracoli attende nuove profezie. La Chiesa della Maddalena. E dei santi Lucia e Geremia. La salute. Vergine Maria, guida Venezia alla salvezza.